L'allerta per il maltempo annunciata per oggi fino a giovedì si è confermata per tutta l'area del Vicentino con il massimo grado, il rosso. Sia in città che la provincia sono stati invasi dall'acqua, scesa copiosa sotto forma di pioggia attraverso fiumi e canali. Il Bacchiglione nel pomeriggio ha sfiorato quota 4,64 m a Ponte degli Angeli, dove per precauzione la Protezione Civile aveva già depositato sacchi di sabbia e installato paratie e panconi. A preoccupare di più questa volta è il retrone. Fin dal mattino la polizia locale ha battuto la zona di via Fusinato, invitando con i megafoni i cittadini a spostare beni e le auto parcheggiate a ridosso del fiume fino a Sant'Agostino, dove sono state subito chiuse le scuole in via precauzionale e i parchi. Chiusa subito anche strada Bertesina in prossimità della rotatoria con via Aldo Moro. I fossi tracimando mettono in serio pericolo la circolazione. Stessa situazione nell'area dei ponti di Debba, dove l'avvallamento di San Pietro di Intrigonia ha raggiunto il limite, come pure il livello del Bacchiglione nei pressi del ponte dell'Opificio e sulla Conca, come ci confermano i cittadini. Andando a casa mi hanno già detto che il tratto dal ponte fino alla rotatoria di San Piero siamo al limite perché praticamente i terreni stanno trasbordando. E in montagna piove perché sono venuto giù mezz'ora fa dall'altipiano e continua a piovere, quindi aspettiamo che qualcosa di più arrivi sicuramente. E se per caso va chiuso il ponte, in queste settimane siamo fregati perché è chiuso anche il ponte di Longare. Stanno facendo adesso dei rilievi, secondo me lo chiudono il ponte oggi perché già oltre il ponte verso San Pietro è già allagato, quindi non c'è neanche il transito possibile per le auto. Sabbia e 2 idrovore sono state posizionate in zona stadio, dove si è rinato nel pomeriggio anche un grosso albero. In difficoltà anche la circolazione in strada 7K e Bertesinella, come testimoniano le immagini che ci sono arrivate in redazione dai cittadini, esasperati da una situazione che si ripete troppo spesso. Adesso ditemi voi se noi di strada 7K dobbiamo vivere in queste condizioni. Ogni volta che fa 2 gocce di pioggia qua va tutto completamente sotto, senza contare che già è una strada pericolosa di per sé. Aggiungiamoci pure questa situazione, cioè guardate qua. I problemi idraulici hanno colpito tutta l'area berica lungo l'asse del Bacchiglione, a Longare, Monte Galdella e Monte Galda.